3, 2, 1, autozoom, te lo ricordi? Autozoom era Lupo Solitario. Lupo Solitario. Qui invece stiamo facendo un momento di follia. Stiamo facendo Patrizia e Siusi News. Allora, parla della Fiera del Riso. Mi sta molto a cuore. Appunto. Fino al 12 ottobre, cioè fino a domenica, c'è la Fiera del Riso a Isola della Scala. Siamo vicini a Verona. Da più di 50 anni è la più grande fiera del riso, del risotto. Io sono molto legato perché sono nato a Mantova, praticamente molto vicino. Sì, vabbè, ma non stai a raccontare. No, lo dico perché il riso era sono stato nutrito a riso. Semifino, via Lonenano, sì. Ed eccomi qua. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque. Però insomma, invece il riso fa bene, in una certa misura, va bene. Finisci. Spettacoli, cultura, sport, tradizione, sfilate in costume d'epoca, concerti, show, incontri tematici. È veramente una grande manifestazione. Bello, Isola della Scala, riso. Allora, formai. Vuoi che te lo dica io? In villa. Formai è in villa. È Veneto. Formai e vini in villa. Oh. Allora, a Gordo. Ma va là, a Gordo. Non è in Gordo, a Gordo. L'11 ottobre, cioè domani. A Gordo? Sì. Però è un gordo, va bene. L'11 ottobre, cioè domani, degustazioni di vini e formaggi delle malghe locali nella cornice del giardino di Villa Crotta. Possibilità di abbinare al percorso la degustazione e anche la visita alla Villa Veneta, aperta al pubblico. Un'occasione unica per un tuffo nella cultura di Conca Agordina. Agordina l'hai detto bene. Agorda, vabbè. C'è una notizia molto particolare, secondo me significativa. Il sindaco di Vernazza, siamo alle 5 Terre. Vernazza, alle 5 Terre. Sì, ha vietato i selfie vicino al mare. Perché? Sì, perché una ragazza, per scattarsi una foto, è cascata dalla scogliera, l'hanno salvata per miracolo. E allora noi vediamo sempre delle buone notizie, stiamo parlando di turismo, però per esempio a Busche nel Bellunese è successa una disgrazia vera. Sempre per i selfie? Sempre per i selfie. Ma no, sì. dai, ci prego. Una ragazza si è arrampicata sul pilone di un ponte ed è insomma, vabbè, lasciamo perdere. Madonna, ma è terribile. Sì, infatti, mi raccomando, non fate delle sciocchezze assolute. Con sti selfie, ragazzi, veramente. Morire per un selfie non si può. No. A proposito di divieti, allora, Lanjaron è una bella. Sì. Ma insomma, perché mi correggi sempre? Lanjaron, quello che sarà, è spagnolo, sì. È una bella cittadina di circa 4.000 abitanti in Andalusia. Allora, è molto bella e famosa perché ci sono le sorgenti, le acque minerali e da alcuni anni molte ragazzi, molte persone si sono trasferite lì perché è molto interessante per i giovani, ci sono luoghi autentici, lontano dalle mete turistiche, insomma, lontano da Barcellona, da Maiorca, in un sito molto molto bello. Sì. E allora? E allora questo posto potrebbe essere un posto molto interessante perché è vietato morire. Ma dai, sì. Cioè? È vietato morire perché praticamente non c'è più posto nel cimitero. Allora il sindaco ha detto: aspettate un attimo a morire, curatevi perché fino a quando non abbiamo fatto un cimitero nuovo. Vabbè, è un pretesto. È meraviglioso, no? Gli spagnoli. Fantastico. Ecco, invece una notizia un po', come dire, sociopolitica direi. Sì. Vietato spiaggiarsi. Sì, perché l'abbiamo già accennato la settimana scorsa. Quest'anno, incredibile, sono sorti tutta una serie di conflitti tra persone che volevano, come dire, passeggiare sul bagnasciuga e invece il gestore del bagno li ha fermati. Dice no. Oppure persone che avevano pagato l'ombrellone ma volevano portarsi da mangiare da casa non potevano. E il gestore ha detto no, qui mangi solo la roba che ti do io. Allora, bisogna specificare perché è importante. Allora, in Italia il 70% delle spiagge sono occupate da stabilimenti balneari. Però, domanda, tutti possono accedere alla battigia? La risposta è sì. E se abbiamo preso l'ombrellone in un bagno, possiamo consumare il nostro pranzo al sacco? La risposta è sì. Perché, ricapitolando, c'è una legge, l'articolo 11 della legge 217 del 2011,
eccetera eccetera, che prevede il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia anche ai fini di balneazione. E anche il consumo di cibo portato da casa è consentito, perché il gestore non ha il monopolio sulla ristorazione. Quindi questa è la legge, sappiatelo, e magari evitiamo di litigare. Allora, Invidia Lussis, è un altro titolo che ha fatto lui. Allora, turismo di noi normanoidi, no? Quest'anno è andato molto male. Esempi anche si sprecano, le spiagge vuote, poca gente. Invece il turismo di lusso, ma è andato benissimo. È andato benissimo, anzi lussissimo, proprio a gonfie vele. Infatti ci sono sorti grandi alberghi in tutto il nostro meridione. Sì. Basti pensare al fondo di investimento planetario, che ha investito 500 milioni nel turismo di lusso in Mediterraneo. Ecco. Sì. E quindi cos'è questa roba qui? È invidia? È che noi siamo invidiosi di questi qui, peggio ancora, siamo ammirati, no? Perché poi potrebbe essere quello, no? Che ce l'hanno detta, per cui chi è un pochettino che non ha a disposizione tanti soldi, eccetera, magari ammira chi spende e si sente un po' da meno, no? Cioè, cos'è sta roba? Sì, tra l'altro posso aggiungere un'altra notizia rispetto al turismo di lusso. C'è un appello del CAI, Club Alpino Italiano, del Veneto, basta elitaxi, perché ormai ci sono una serie di turisti che vanno in cima alle montagne direttamente in elicottero, e questo è inquinante da tutti i punti di vista, ma anche in qualche modo, insomma, non è un buon servizio al senso della montagna. Ecco. Quindi la domanda è: qual è il vero lusso? Cos'è il lusso? Io lo so. Tu lo sai? Certo. Davvero? Qual è? Certo. Cioè, il lusso è lo slow tour nei luoghi del cuore. Il lusso è apprezzare culturalmente qualcosa che si vede, sapere che cosa c'è dietro, il senso. Questo è il lusso. È il lusso. Comunque sia, io a un esperto di lusso ho fatto la domanda: che cos'è il lusso? Che cos'è il lusso? Ho incontrato Arrigo Cipriani, il signore dell'Harris Bar, un gentiluomo d'altri tempi, nella Laguna Veneta, e lui mi ha fatto degli esempi, mi ha spiegato secondo lui cos'è il vero lusso. Ecco, cos'è? Siamo a Torcello. Siamo nel posto dove è nata Venezia, 638 d.C. e quindi questo è il nucleo fondante di Venezia. E qui ho un appuntamento con uno dei fondatori del mito gastroculturale della città. Questo signore è Arrigo Cipriani, lui, quello dell'Harris Bar. Buongiorno, molto piacere di conoscerla e di vederla. La storia è nota. Suo padre Giuseppe nel 1930 ha prestato generosamente dei soldi a un turista americano spiantato di nome Harry, che poi fa fortuna e gli restituisce i soldi con gli interessi. Così Giuseppe allarga il suo localino in piazza San Marco e lo chiama Harris Bar, e suo figlio appunto lo chiama Arrigo. Di lei mi ha sempre colpito lo spirito, perché ha detto, mi confermi se è vero, che è il primo uomo che ha il nome di un bar e non viceversa. È vero, sì, è vero, perché l'Harris Bar esiste da 90 anni, e io un po' meno. Un po' meno. Da allora l'Harris Bar è diventato un marchio enogastronomico di fama mondiale, che ha inventato, tra le altre cose, il Bellini e il Carpaccio. E adesso i turisti vengono a Venezia e pensano che il Carpaccio e il Bellini siano un piatto e un aperitivo, e invece scoprono che sono due grandi pittori. Fatto sta che Cipriani, invece di stare a New York, è qui a Torcello, dove anche lui coltiva carciofi. Il carciofo è una pianta, poi sembra una creatura vivente. Coltiva carciofini che poi riesce ad esportare nei ristoranti di lusso di tutto il mondo. Qui a Venezia, dove tutto è prezioso patrimonio dell'umanità UNESCO,
anche un carciofino può diventare uno speciale oggetto di lusso. Un oggetto di lusso, no? Quando quello che l'ha fatto ci ha messo talmente tanta intelligenza, talmente tanta voglia, talmente tanto gusto, che quell'oggetto ha un'anima. Ecco, il lusso è, se c'ha l'anima è lusso, se non ha l'anima non è lusso. E quindi Venezia è una città di lusso, perché c'è questo... Cioè, l'uomo che metteva la prima pietra sapeva che non l'avrebbe visto finito, però la metteva lo stesso. E quella è anima. Posso dire? Cioè, il lusso è attenzione, no? È attenzione, è concedersi tempo, attenzione, profondità, è capire la curiosità, è l'approfondimento, è... Ciao. E mi viene in mente anche un'altra cosa, il lusso è viaggiare tranquilli e quindi assicurati, assicurati con Columbus Assicurazioni, e se fate l'assicurazione partendo dal sito Italia Slow o Turisti per Caso, sconto del 10%. Tomò. Ciao, Alla che prossima. lusso.